Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Inaugurato questo pomeriggio il ponte di Calatrava, ribattezzato Ponte San Francesco di Paola, Cosenza mobilitata, fuochi d'artificio e musica, in tanti hanno assistito al fitto cartellone di spettacoli. Nel maggio del 2000 Giacomo Mancini, sindaco di Cosenza, tenne la conferenza stampa di presentazione del progetto del ponte alla presenza dell'architetto Calatrava. Si chiama Operazione Oseidue, seguita dai carabinieri forestali che hanno sequestrato a Corigliano oltre 3.000 capi di avifauna abbattuta in Calabria da cacciatori provenienti da Vicenza, Padova, Brescia e Bergamo. Reati in calo, 'ndrangheta e droga preoccupano. Il questore di Catanzaro rivolge un appello ai cittadini: decidete da che parte stare. La prefettura di Reggio Calabria dichiara guerra al fenomeno delle vacche sacre, istituita una task force attiva già dai prossimi giorni. Soddisfazione è stata espressa dal comitato No Bull. Al via il restauro delle campane del Duomo di Cosenza, il progetto è finanziato dalla Banca Mediocrati. Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, la nostra apertura è dedicata all'inaugurazione del ponte di Calatrava a Cosenza, ribattezzato già Ponte di San Francesco di Paola. Cosenza mobilitata, fuochi d'artificio e musica, tanti gli spettacoli. Andiamo a vedere il primo servizio. La temperatura rigida non ha impedito a migliaia di persone di venire qui a godere di uno spettacolo straordinario, quello dell'inaugurazione del ponte di Calatrava, che è stato intitolato, come saprete già, al santo patrono della Calabria, che è San Francesco di Paola. È un'opera d'arte che si farà anche etica, ha detto il sindaco Mario Chiuto, mentre Santiago Calatrava, il progettista, invece ha puntato l'attenzione su un ponte che ha detto è fatto di acciaio, di cemento, ma anche di tanto coraggio. Lo spettacolo ha soddisfatto davvero tutti, più di un'ora tra ballerine che danzavano nel cielo, angeli volanti, un pianoforte che davvero ha deliziato il pubblico, mongolfiere e poi un bel gioco di fuochi d'artificio che sullo sfondo del centro storico di Cosenza ha davvero dato il tocco finale a questa straordinaria manifestazione. L'inaugurazione del ponte di Calatrava, che da domani sarà uno dei simboli di Cosenza, magari insieme al re visigoto Alarico. Bene, una bella serata con tanti cittadini, tanti cosentini contenti e soprattutto anche con contenti gli amministratori comunali di Cosenza che hanno creduto in questa grande opera, un'infrastruttura ma anche un'opera d'arte. E fin qui l'inaugurazione del ponte, ma facciamo un piccolo passo indietro. L'opera, che abbiamo detto più volte, firmata dall'architetto Santiago Calatrava, il costo complessivo 20 milioni di euro, sarà un'infrastruttura utile alla città, lo abbiamo chiesto ai cosentini. Rosalba Baldino, sentiamo. Eccolo il ponte strallato, il ponte disegnato dall'architetto Santiago Calatrava. Da oggi si chiamerà Ponte San Francesco di Paola, come il patrono della Calabria e della gente di mare. Cosenza ha il suo ponte, questa è la corsia pedonale su cui passeggeranno cosentini e turisti. Ci sono le altre due corsie invece a destra e a sinistra su cui viaggeranno le automobili. Un'opera costata 20 milioni di euro. Bella opera, alla fine si vede, no? Il lavoro che è stato fatto. È una bella soddisfazione lavorare a un'opera come questa. 200 le maestranze impegnate negli anni per la realizzazione dell'opera, tante anche le aziende calabresi oltre alla Cimolai. Noi abbiamo iniziato proprio dall'inizio, abbiamo iniziato con l'assistenza cantiere, quindi qualche anno fa, e adesso stiamo completando l'opera, perché un'opera di questa non è che si realizza tutti i giorni. Sarà il Ponte della Luce. Abbiamo utilizzato circa 2000 corpi illuminanti, suddivisi tra guardarail e la parte inferiore del ponte più i remi, oltre alla lampada di segnalazione al volo. Abbiamo posato qualcosa come 12 km di cavi. Un'opera utile alla città? Per la città sì, perché attira turisti. È utile, è importante, e pure per riqualificare la zona,
Quindi è un'opera questa che al sud pochi ce l'hanno, insomma. Importantissima, è una cosa bellissima proprio. Comunque più fanno opere più è meglio per la città di Cosenza e per noi che ci abitiamo. Sì. Negli anni a venire Cosenza diventerà più moderna, più collegata con tante cose digitali, anche il lunario, è una città ultramoderna che si sta sviluppando piano piano. È una cosa buona per la città? Ma per me non lo so, è una cosa come tante. Ed era il 3 maggio del 2000 quando Giacomo Mancini, allora sindaco di Cosenza, tenne proprio una conferenza stampa di presentazione del progetto del ponte alla presenza anche allora dell'architetto Calatrava. Vediamo. La lunga storia del ponte di Calatrava inizia quasi 20 anni fa. Un'intuizione dell'allora sindaco di Cosenza Giacomo Mancini. Era il 3 maggio del 2000 quando presentò alla città il progetto insieme all'architetto Santiago Calatrava. Ho invitato l'architetto Calatrava perché so che il suo ponte, il ponte che egli progetterà per Cosenza, non solo sarà bello, ardito, funzionale, ma come tutte le opere d'arte rappresenterà anche per tutti noi una sferzata di entusiasmo, di nuove idee e di gioventù. Sappiamo che le opere di arte, di raffinata cultura, hanno appunto questo privilegio, stimolano i giovani. I nostri giovani saranno spinti ad amare di più la loro città. Per realizzare l'opera il sindaco Mancini avviò il progetto di riqualificazione della zona di Gergeri. Vennero smantellate le baracche del villaggio Rom e l'intera comunità spostata in via degli Stadi. Un quartiere che era di indecoroso degrado non è soltanto frutto dei tempi, ma anche il risultato di una scelta che abbiamo fatto, abbiamo pensato e che intendiamo adesso realizzarla in modo pieno e completo. 4 sindaci hanno avuto un ruolo per arrivare alla realizzazione della grande opera. Dopo Mancini, con Eva Catizzone, la stipula dell'accordo di programma con la Regione Calabria e l'approvazione del progetto preliminare. Poi, con Salvatore Perugini, l'ok al progetto esecutivo e la gara per la realizzazione del ponte sul fiume Crati. Nel 2008 l'aggiudicazione dei lavori alla ditta di Pordenone e l'avvio della cantierizzazione dell'opera. Poi lo stop dopo il ritrovamento di vari depositi di rifiuti ed Eternit. Infine, con il sindaco Mario Chiuto, la realizzazione del ponte di Calatrava e la consegna della grande opera alla città. Cambiamo adesso argomento, ci spostiamo a Catanzaro dove diminuiscono i reati ma resta stretta la morsa delle organizzazioni criminali sul territorio della provincia. L'analisi è del questore di Catanzaro che dice serve che i cittadini scelgano da che parte stare. Vediamo. I numeri dicono che i delitti commessi nel 2017 sono in calo rispetto al 2016, 10.726 contro 13.221, con una riduzione del 18,87%. Il questore di Catanzaro, Maglia di Ruocco, parte da dati e risultati raggiunti nel proprio distretto di competenza. Per quanto riguarda gli omicidi, sono saliti da 2 a 4, 2 dei quali già risolti, così come sono aumentati i reati connessi allo spaccio di stupefacenti. E questa è una delle note dolenti del bilancio. È sempre più alto il consumo di stupefacenti, soprattutto tra i giovani. In alcuni casi, hashish e marijuana sono stati rinvenuti in istituti scolastici, ma quello che conta è la percezione della sicurezza da parte dei calabresi, ai quali la dirigente della Polizia di Stato chiede fiducia e un contributo, una collaborazione fattiva. I numeri sono confortanti, però dobbiamo vedere anche dietro il lavoro che viene fatto continuamente dalla Polizia e serve per dire ai cittadini che noi ci siamo dei professionisti, siamo qui pronti per ascoltarli e abbiate fiducia in quello che facciamo perché noi ci lavoriamo con la testa ma anche con il cuore tutti i giorni.
L''ndrangheta continua a essere il problema maggiore del territorio e le forze dell'ordine hanno disegnato una mappa. Il capoluogo conferma avere un nesso stretto con la criminalità organizzata crotonese, nel Soveratese, dove ci sono cosche importanti, non solo a livello regionale. Nell'Alto Ionio i clan continuano a controllare interi settori della vita economica, sociale e anche politica. E infine nell'Ametino, protagonista di un'azione straordinariamente incisiva di magistratura e forze dell'ordine, con centinaia di arresti, eppure al terzo scioglimento dell'amministrazione comunale. Sono dei risultati che lasciano ben sperare, ma non basta, perché deve intervenire il cittadino che deve scegliere da che parte deve stare, deve avere il coraggio, sentendosi forte del lavoro e della serietà che questi uomini dello Stato stanno mettendo sul territorio, devono uscire allo scoperto, devono denunciare e soprattutto devono rispettare le regole. Perché poi nel momento della scelta quotidiana di tutti i giorni non c'è convenienza che tenga, la convenienza è la regola, se si vuole la giusta convivenza civile, si vuole la giustizia, ma si vuole soprattutto lo sviluppo. Resta alta poi l'incidenza dei reati di genere, 18 sono state le violenze denunciate, nel 2016 erano state 25 e 113 gli episodi di stalking. Le vittime, nella quasi totalità, sono donne, mentre gli autori sono uomini che hanno avuto un legame nella maggior parte dei casi sentimentale con le persone offese. E ancora per la cronaca, si chiama Operazione Osei, è stata eseguita dai carabinieri del Corpo Forestale a Corigliano, vediamo. Ecco i volatili abbattuti illegalmente sequestrati dai carabinieri forestali di Cosenza. Sono oltre 3.000 capi, esemplari di avifauna protetta per la quale è vietata la caccia, particolarmente apprezzata al nord per la preparazione del tipico piatto della polenta con gli osei. Ebbene, nel corso dell'operazione denominata Osei 2, i militari coordinati dalla Procura di Castrovillari hanno individuato una vera e propria organizzazione costituita da calabresi che gestivano un'attività di caccia riconducibile al turismo venatorio. 4 le persone denunciate, 3 di Corigliano e 1 di Rossano. Nel corso delle indagini sequestrati inoltre 28 fucili e 600 cartucce. I 4 organizzavano dei veri e propri tour nell'area ionica per cacciatori provenienti dalle province di Vicenza, Padova, Brescia, Bergamo. In Calabria trovavano tutto organizzato, dall'alloggio al vitto fino ai fucili e alle munizioni per effettuare la caccia. Poi l'avifauna abbattuta veniva conservata dalle persone di Corigliano e Rossano oggi denunciate, che provvedevano alla spedizione dei volatili al nord. I pacchi confezionati venivano spediti tramite autobus di linea. Dopo una lunga attività investigativa, i militari hanno bloccato i 4 uomini in un piazzale a Corigliano, proprio mentre caricavano su un autobus alcuni pacchi contenenti i capi di avifauna, fringuelli, verdoni, cardellini, pettirossi, beccacce, che sarebbero finiti sulle tavole del nord. Alcuni capi inoltre sono stati rinvenuti all'interno di un magazzino di uno degli indagati, insieme ai fucili di vario calibro messi a disposizione dei cacciatori che arrivavano dal nord Italia. Ed ora ci spostiamo a Vibo Valentia, dove l'amministrazione comunale riaccende gli obiettivi sul sistema della videosorveglianza per controllare quello che accade sul territorio. Vediamo. Da troppo tempo vandali e teppisti, delinquenti e mascalzoni cercano di prendere il sopravvento in città, contribuendo ad alimentare il senso di insicurezza prevalente in un territorio dove la morsa della criminalità è sempre più stretta. Ora Vibo Valentia si ribella e per mano del sindaco riaccende le telecamere, riattiva e rafforza il sistema di videosorveglianza. Gli ultimi episodi di cronaca, basti pensare all'atto vandalico nel parco archeologico, hanno alzato il livello d'allarme. Il lunedì in questura è in programma un vertice con all'ordine del giorno proprio la videosorveglianza. Saranno 40 le postazioni che verranno riattivate grazie ad un finanziamento del Ministero dell'Interno. A quelle già esistenti se ne aggiungeranno altre 5 che verranno posizionate nelle zone nuove della città. Questo serve non soltanto per dare maggiore sicurezza ai cittadini, quanto soprattutto serve, nell'ipotesi di fatti penalmente rilevanti, anche per dare una mano di aiuto all'autorità giudiziaria nella individuazione dei responsabili, ma serve anche, per la verità, tenuto conto delle serate del sabato e di tutto ciò che accade a Vibo Valentia, per esercitare un controllo in maniera tale che quei fatti che si sono verificati poco tempo fa in Corso Umberto non si verificano più, perché sanno perfettamente di essere ripresi attraverso la videosorveglianza. Ed ora ci spostiamo a Reggio Calabria, dove è stata istituita una task force per la lotta alle vacche sacre. Vediamo.
Guerra al fenomeno delle vacche sacre, i bovini che vagano senza controllo in alcune zone interne e montane della provincia di Reggio ed in particolare della piana di Gioia Tauro. Dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi a Cittanova e presieduta dal prefetto Michele Di Bari, ieri pomeriggio in questura si è registrato un ulteriore passo in avanti con la istituzione di una task force. Un vertice al termine del quale si è deciso di creare questo team che sarà immediatamente operativo è stato voluto e presieduto dal questore Raffaele Grassi. Della task force faranno parte rappresentanti delle forze dell'ordine e di altre strutture pubbliche. Alla riunione hanno preso parte anche i sindaci di Cittanova, Molochio, Terranova, Sappo, Minulio, paesi particolarmente colpiti dal problema. Il fenomeno delle vacche sacre da anni tocca un'ampia fetta di territorio, un segnale ulteriore di presenze mafiose o paramafiose inquietante e con effetti gravi nella vita quotidiana. Il passaggio da zone di pascolo alle strade comunali e intercomunali di decine di bovini senza apparente padrone ha rappresentato e rappresenta concreti pericoli per la comunità. Adesso una notizia di cronaca che arriva da Catanzaro, dove un uomo di 81 anni, Giuseppe Graziano Aiello, è stato travolto e ucciso questo pomeriggio sul tratto catanzarese della statale 106 nel territorio di Sersale. La vittima è stata investita mentre attraversava a piedi la pericolosa arteria veicolare da un'auto guidata da un 22enne di Cropani. L'uomo sarebbe morto praticamente sul colpo. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. 1 anno e 8 mesi e questa è la condanna per i 3 costruttori che avrebbero truffato oltre 70 persone, quasi tutti appartenenti alle forze dell'ordine, accusati di aver intascato 4 milioni di euro per le case vendute e mai realizzate. Il processo, che si è svolto presso il Tribunale di Cosenza denominato Case Fantasma, si è concluso oggi con una condanna più severa rispetto alla pena richiesta dal pubblico ministero e con una provvisionale di 3 milioni e mezzo di euro. La difesa ha già annunciato il ricorso in appello. Traffico bloccato per ore questo pomeriggio sull'autostrada del Mediterraneo. Un autoarticolato adibito al trasporto di veicoli pare abbia sbandato per poi mettersi di traverso, impedendo il transito agli altri veicoli. È accaduto a poche centinaia di metri dallo svincolo di Piano Lago in direzione Cosenza. Gli automobilisti hanno atteso per quasi un'ora che il mezzo fosse rimosso dalla carreggiata. Gli operatori dell'ANAS intervenuti sul posto hanno tentato di ripristinare le regolari condizioni di transito, alternando il defluire dei veicoli fra le due corsie. Non doversi procedere per intervenuta prescrizione, si chiude così in appello il processo a carico di Alessandra Sarlo, accusata di corruzione in concorso in atto contrario ai doveri d'ufficio. In primo grado la moglie dell'ex giudice Vincenzo Giglio era stata condannata a 2 anni di reclusione. Secondo l'accusa, Vincenzo Giglio, marito della Sarlo ed ex presidente della sezione misure cautelari del Tribunale di Reggio Calabria, sfruttando i suoi rapporti con l'ex consigliere regionale Franco Morelli, avrebbe chiesto favori per la moglie, facendole illegittimamente ottenere incarichi dirigenziali. Morelli invece avrebbe favorito la nomina di Alessandra Sarlo a commissario straordinario dell'ASP di Vibo, la prescrizione favorita da una serie di rinvii delle udienze, ha dettato la sentenza. È una notizia che arriva da Cosenza, dove ha accolto le dimissioni del parroco di San Vincenzo alla Costa, Monsignor Francesco Nolè, che liberamente ha lasciato l'incarico perché si possa fare luce e chiarezza sulla vicenda accaduta, confidando nel regolare corso della giustizia. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, la giornalista delle Iene Valeria Castellano e l'operatrice Giulia Mascaro si recarono a San Vincenzo alla Costa per intervistare il parroco in merito ad una presunta relazione con una donna. A fine intervista proprio le due furono aggredite con calci e schiaffi da alcuni familiari del parroco. Gli aggressori tentarono anche di sottrarre alle due giornaliste la telecamera. E adesso arrestato dai carabinieri di Palmi Carmine Alvaro, ricercato dal 2016. Vediamo. Queste sono le immagini dell'arresto di Carmine Alvaro. I carabinieri lo hanno scovato dopo mesi di ricerche nelle campagne di Palmi. Il 33enne era ricercato dal 2016 perché sfuggito all'esecuzione di un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria per traffico di stupefacenti aggravato dalle finalità mafiose.
Alvaro è stato sorpreso dai militari della compagnia di Palmi e dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria in un casolare che utilizzava come nascondiglio. L'arrestato è uno dei nipoti del boss Carmine Alvaro, di 65 anni, detto Cuvertuni, attualmente detenuto in regime di 41 bis per una condanna per associazione per delinquere di tipo mafioso, considerato elemento di spicco nella cosca Alvaro Macri Violi. E sono stati inaugurati questa mattina a Catanzaro i nuovi locali del servizio immunotrasfusionale regionale. Vediamo. Da oggi il pugliese Ciaccio di Catanzaro sarà il punto di riferimento per l'intera regione Calabria del servizio immunotrasfusionale. All'inaugurazione dei nuovi locali ristrutturati ed ampliati per ospitare la nuova unità, autorità politiche del territorio, ma non solo. I lavori resi necessari a seguito dell'introduzione a livello ministeriale dei nuovi requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi a cui ogni struttura sanitaria deve adeguarsi. Si uniformano ai dettati europei di efficienza e promozione degli aspetti legati alla sicurezza della donazione e della trasfusione del sangue. Questo ha chiuso il cerchio di quella che è la rete trasfusionale calabrese, che hanno dovuto fare anche le altre regioni. Possiamo dire con orgoglio che la Calabria è fra le poche che ha terminato, ha chiuso questo percorso passandola dalla carta ai fatti. Quindi è un momento di orgoglio per la sanità calabrese, perché questo dimostra che praticamente tutti i servizi trasfusionali della Calabria sono accreditati, quindi il sangue che viene prelevato qui in Calabria può girare liberamente nella comunità europea, anche perché abbiamo dovuto ottemperare a una normativa molto stringente. Una struttura che punta a diventare nel più breve tempo possibile il fiore all'occhiello dei servizi sanitari regionali. Nel presidio ospedaliero catanzarese infatti verranno lavorate le unità raccolte, che vengono poi separate in emocomponenti di primo livello e utilizzati per particolari necessità di pazienti. Ma non solo, il servizio immunotrasfusionale è una struttura complessa la cui offerta di prestazione si articola su più aree funzionali e dove convergeranno le provette provenienti anche dai presidi SPOC territoriali e dei centri hub di Cosenza e Reggio Calabria. Tutto è stato finalizzato alla tutela sia dei donatori e sia del ricevente, e questo, come dicevo, è stato possibile grazie a una regia. La regia è stata quella del Centro Regionale Sangue, che il direttore è la dottoressa Liliana Rizzo, che praticamente è riuscita con professionalità, con fermezza ad ottenere tutto questo, ma non solo qui al Pugliese di Catanzaro, ma anche all'ospedale di Cosenza, all'ospedale di Reggio Calabria e a tutti gli altri ospedali delle varie aziende calabresi. Adesso a Cosenza, dove il complesso campanario del Duomo torna a nuova vita grazie al restauro finanziato dalla BCC Mediocrati. Vediamo. Nel 2022 il Duomo di Cosenza, protetto dall'UNESCO come patrimonio testimone di una cultura di pace, compirà i suoi 800 anni di vita. Intanto si pensa a mantenerlo pienamente fruibile. Per questo sono state restaurate, grazie al finanziamento della BCC Mediocrati, la torre campanaria costruita nel 1638 dopo un terremoto e le storiche campane, tra cui ce n'è una che pesa 2 tonnellate e risale al XVI secolo. Queste campane sono particolarmente importanti per la città. Da 2 punti di vista, uno religioso, perché per noi le campane sono strumenti liturgici, tant'è vero che hanno una propria benedizione, servono a richiamare i fedeli, quindi sono la voce del Signore, ma anche dal punto di vista culturale. Basti pensare che le campane del Duomo sono legate alla vita della città, in quanto a Cosenza tutti si fanno gli auguri alle 21 la sera di Natale, senza conoscere il motivo. Il motivo è legato a questa campana, perché il Duomo era il primo ad annunciare Natale e Pasqua rispetto alle altre parrocchie della città. Il campanone del Duomo era l'unico fino al 1940 a dover annunciare la morte, i funerali dei cosentini. Le altre chiese della città pagavano una tassa per poter suonare le campane a morto nella loro chiesa, perché l'annuncio funebre era solo del Duomo, quindi è legata anche alla storia della città di Cosenza. L'opera di restauro è stata affidata alla ditta Merolla, che ha dovuto risolvere non pochi problemi. Il campanone è stata simulata la distesa perché non poteva oscillare, causa che è troppo pesante per un fatto statico, mentre le altre 2 campane sono state automatizzate a slancio e anche a tocco.
Adesso le campane sono in tutto 4, ma una quinta sarà installata, sempre per impegno della BCC Mediocrati, entro quest'anno, perché la Banca Mediocrati ha deciso di adottare il Duomo. Abbiamo deciso di adottarlo il Duomo di Cosenza, infatti è da qualche anno che stiamo sostenendo il restauro dei portali, la videosorveglianza del Duomo, il crocifisso ligneo del Settecento che è stato restaurato. La vicinanza della banca è necessaria, dobbiamo continuare a sostenerlo. Ed ora a Reggio Calabria, dove Alitalia fa sapere che tornerà a volare. Sentiamo. È una buona notizia che autorizza a sperare e a pensare che per l'aeroporto dello Stretto il futuro anche prossimo sarà più sereno. Si apprende infatti che Alitalia tornerà a volare da Reggio Calabria dopo una pausa abbastanza lunga. La svolta è arrivata nel corso di una riunione che ha visto a confronto il presidente di SACAL, Arturo De Felice, e i vertici della compagnia italiana di bandiera. In una nota diffusa da SACAL, la società che gestisce oltre all'aeroporto di Lamezia Terme anche quello di Crotone e appunto quello di Reggio, si evidenzia che sono state immediatamente convergenti le idee secondo le quali Reggio non poteva non avere in pista gli aerei di Alitalia. Il ritorno della compagnia sarà visibile dal prossimo 30 marzo, ma dalla prossima settimana sarà già possibile prenotare i voli. L'accordo, che è certamente un risultato importantissimo, avrà effetti positivi anche per la prossima stagione estiva. Alitalia complessivamente garantirà i collegamenti da e per Milano Linate, Roma e Torino. Soddisfazione più che legittima del presidente De Felice, che ha definito solida e fruttuosa questa partnership. Ed ora lo sport con i tuffi nel prossimo servizio, vediamo. Sono partiti alla volta di Conversano per partecipare al quarto trofeo Gaia Cresce nella cittadina in provincia di Bari, i nuotatori dell'Anzianotti Nuoto Master. 38 le società che hanno preso parte al torneo, con circa 600 concorrenti provenienti da tutto il sud Italia. Anche stavolta gli anzianotti si sono distinti con ottime performance, 3 le medaglie d'oro conquistate: Marco Allori nei 100 dorso, Rosario Caccuri Baffa nei 100 stile per la categoria 1,55 m ed Enza Rossi nei 100 stile. 2 argenti invece per Giovanni Mazzuca, la prima nei 100 stile e la seconda nei 50 a farfalla. Anche Cristian Prete ha guadagnato un posto sul podio, con un bronzo nei 50 rana per la categoria 1,45 m. Natalino Imbrogno ed Eugenio Ruffolo si sono distinti segnando ottimi tempi nei 50 stile, accanto a loro anche Gianni Costa, che ha ottenuto 1500 punti gareggiando nei 100 stile e nei 50 a farfalla, e Luciana Filomena, che nonostante la buona performance iniziale, reduce da un infortunio, non ha potuto concludere la gara. A presenziare alla competizione del trofeo Gaia Cresce anche una rappresentanza della Lacinia Nuoto di Crotone, tra i quali il pluricampione Enzo Foglia. Grande soddisfazione per i coach Giovanni Mazzuca e Jonathan Real Hernandez, che hanno lavorato duramente in questi mesi per preparare gli atleti alla competizione. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati dallo staff di meteoincalabria.it. Continua ad insistere sulla nostra regione un promontorio d'alta pressione compreso fra 2 saccature, una sulla Spagna, l'altra sulla Turchia, originate dal profondo minimo di bassa pressione presente sulla Scandinavia. Continueremo pertanto a godere di un tempo asciutto e stabile che, al di là di disturbi legati a qualche innocuo passaggio nuvoloso, sembra possa protrarsi ancora per diversi giorni. Vediamo quindi le previsioni in dettaglio sulla Calabria per le prossime ore. Sabato si registrerà il passaggio di nubi alte e stratiformi su tutta la regione, con addensamenti più consistenti sulle aree ioniche. Temperature in aumento le minime, in leggera diminuzione le massime. Analizzando come di consueto lo stato di mare e venti, vediamo che sabato mosso il Tirreno Cosentino, lo Stretto di Messina e le coste estreme meridionali del Reggino Ionico. Altrove mari poco mossi, venti da sud-est deboli o al più moderati a tratti sul Tirreno, deboli di direzione variabile sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando, come di consueto, al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. La puntata odierna termina qui, grazie ed arrivederci al prossimo appuntamento.
Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.